Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Beh, la musica ci spinge ad essere un pochettino, a scrollarci un po' di dosso quell'intensità che comunque fa bene, fa assolutamente bene. Bene, passiamo a tutt'altro argomento. Il testo che ospitiamo è I Racconti del Riso, è una raccolta di testimonianze, racconti scritti a più mani, a coronamento del progetto culturale promosso dall'Ente Fiera dell'Isola della Scala, con il quale fa primeggiare il riso, il cereale onnipresente nella cultura culinaria di ogni popolo e territorio, grazie alla sua versatilità in tavola e vabbè, comunque, su cui si accentrano non solo le culture diciamo culinarie, ma anche popolari, per cui c'è tanta storia da raccontare, le mondine, le risaie e quanto altro. E oggi proviamo a farlo con il direttore Mauro Mazza, che è giornalista e scrittore, ex direttore del TG2, che ringraziamo di essere qui con noi, e approfittandone per rivolgergli subito la prima parola e presentarsi ai nostri radioascoltatori. Presenti il direttore Mauro Mazza ai nostri radioascoltatori. Direttore, buongiorno. Ho perso il direttore? Abbiamo perso il direttore, ma non abbiamo perso il direttore, no. Sta vagando nelle reti telefoniche, nei device telefonici della radio, non si sa mai, ci proviamo, siamo qui e ringraziamo di essere presenti a Mauro Mazza. Nell'attesa che mentre che è caduta la linea, approfittiamo, abbiamo l'amministratore delegato. I Racconti del Riso, direttrice, è una raccolta di... Sì, questo è il primo. Direttore? Molto direttore? Per intanto facciamo parlare Elsa. Esatto, questo è il volume 1 di una collana che vedrà la nascita di altri volumi sull'argomento riso. È stata promossa appunto, come dicevi tu, da noi abbiamo già ospitato anche il coautore, giusto? Sì, che è Giuliano Ramazzina, e insieme al direttore Mauro Mazza hanno deciso di portare avanti questo progetto per stimolare e per invitare le persone anche a riconoscere il grande lavoro che viene fatto nel territorio veneto sulla coltivazione del riso. È promosso dalla fiera dell'Isola della Scala, che esattamente, è importantissima, no? Esattamente, sì. Qui vedo la regia che si stia armando con fili e filetti, io non riesco ovviamente a essere molto di supporto in questa prima parte, per cui eccolo qui il direttore. Direttore Mauro Mazza, lei è in diretta con noi su Rete 2000 Web nel mio spazio editoriale concessomi dalla edizioni 03 per parlare dei nostri autori. Bene, ma prima di ogni altra cosa si presenti a noi e ai nostri radioascoltatori. Ma non è semplice parlare di sé, diciamo. Vogliamo dire che ho vissuto una vita lunga, sono figlio degli anni 50 per intenderci, vita vissuta in mezzo alle parole, nel senso che per me la parola è sempre stata molto importante, non solo come concetto, come realtà, non è soltanto la parola, non soltanto da un nome alle cose, ma è la cosa stessa in qualche modo, la identifica. Ricordo che c'era una frase in un film di Nanni Moretti che diceva: chi parla male pensa male. Io ho sempre cercato di dare il peso giusto alle parole, perché siano appunto manifestino giustizia. E poi la parola è sempre stato il mio mestiere, ho sempre fatto giornalista, ora da qualche anno ho intensificato la mia attività di scrittore, per dare alla parola stessa un peso ancora più importante. La parola è anche la forma primaria di comunicazione, di interfacciarsi col prossimo singolarmente, col prossimo come gruppi di interlocutori, col prossimo come realtà che ci circonda. Quindi sono una vita dalle parole, ma nel senso che ho specificato, non per astrarmi dal mondo, ma per starci dentro, usando le parole giuste al momento giusto e con le persone giuste. Sì, se il silenzio è un muro, le parole sono il ponte, ovviamente.
Lei è qui perché, oltre che dopo parliamo anche del premio Città di Verona, di cui è il presidente, è qui per parlarci di I racconti del riso, volume 1, che è un progetto editoriale che le chiedo di specificarci di cosa si tratta. È un progetto che è nato, diciamo, 2 anni fa circa, durante faccio un po' il conto, durante la prima pandemia, mettiamo la prima fase della pandemia, quando a Isola della Scala, che è la patria del riso Piarone Nano, una città straordinaria, c'era la difficoltà di far sopravvivere, e nell'attesa che il ritorno alla normalità, far sopravvivere questa fiera del riso che nell'autunno di ogni anno era meta di migliaia e migliaia di persone da tutta Italia, anche dall'estero, no? Grande kermessa all'insieme del riso Piarone Nano. E c'era la necessità di provare a comunicare questa eccellenza in un modo diverso dalla pubblicità tradizionale, dai spot, dai cartelloni, dalle agenzie turistiche. E ci venne in mente a noi questa idea di racconti del riso, di coinvolgere un po' di amici scrittori e lasciando mano libera e prateria, la loro fantasia, perché sul tema del riso potessero declinare il loro verso, la loro creatività. E allora poi questa raccolta che mi pare molto buona, la scritta volume 1 sulla copertina è incoraggiante, che ci siano dei seguiti e noi siamo pronti a darci da fare perché questa diventi una via continuità, diciamo così, di manifestazione creativa, narrativa e letteraria. Assolutamente, poi la copertina è così ben fatta, è così particolare che solo la copertina si lascia leggere da sola. Però, questo picco stilizzato. Esatto. Però direttore, leggendo, no? Ho letto la prefazione, questo è un libro che è stato editato ad ottobre del 2021, se ho letto bene, e c'è la prefazione dell'avvocato Michele Filippi che in conclusione lancia questo segnale speranzoso, no? In cui dice speriamo di ritrovarci tutti intorno a un tavolo a parlare di noi e a mangiare riso. Forse non sapeva ancora, ovviamente non lo sapeva, che la pandemia ancora non ci abbandona e soprattutto sono sempre più vicini questi eventi di guerra. Ma torneremo a sederci tutti intorno a un tavolo e allegramente parlare di noi e di quanto è stato difficile questo tempo che non vuole ancora lasciarci. Ma sì, ogni attività umana è stata toccata, condizionata, a volte impedita, sospesa, paralizzata, soprattutto dall'emergenza pandemica prima, ma psicologicamente anche l'emergenza guerra in Ucraina e anche economicamente sta facendo sentire il peso negativo, diciamo, di questa nuova situazione. Io credo che ognuno deve fare il suo, quindi anche un piccolo segnale come questo del libro dei racconti del riso è una specie di invito a noi stessi, a chi ci legge e chi ci ascolta questa mattina, a fare il possibile perché questa nuova emergenza, come la precedente, speriamo che sia davvero precedente, che ci siano poi alle spalle, non ci abbiano cambiato in peggio. Non saremo migliori, non torneremo migliori, non siamo migliori, ma vorrei che almeno non fossimo peggiorati da quello che ci è capitato. Un po' di stabilità, un po' di serenità. Il suo contributo all'interno di questo primo volume ha per titolo Miracolo del risotto al vertice dei grandi. Di cosa parla? È una fiaba post-pandemica, ancora non c'era l'emergenza della guerra, che è complicato, diciamo, lavorare della favola. Nel volume 2 adesso dove? In cui i grandi della terra si riuniscono, come fanno periodicamente, no? Intorno a un tavolo, sì, per discutere di come uscire dall'emergenza dal punto di vista del debito dei singoli stati, che nei paesi poi è diventato gigantesco con queste emergenze. E allora io immagino che di fronte alle grandi difficoltà che ci sono sempre nei vertici, tra i leader dei governi nazionali, a un certo punto sembra incagliarsi, non riuscire a sbloccarsi, no? Come tanti vertici potrebbe finire male. Invece poi intorno a un tavolo, alla l'ora della colazione, uno chef italiano giovane, di belle speranze, crea questo risotto particolare, ovviamente Piarone Nano, e come per incanto questa ricetta magica fa sorridere sempre, insomma quando arrivano i lavori si trova l'accordo tutti visto che dice Tortelli che te lavorare. Bene, visto che era speranzoso, adesso nel volume 2, le dicevo prima, deve assolutamente farne un altro in cui sia ancora più speranzoso e ci lasciamo alle spalle sia la pandemia. Speriamo di misurare la speranza, quelle che
che nella realtà quella oggi non vediamo. Ma speriamo di vederli questi. Sì, che c'è, bravo. Ma qualche accenno anche agli altri testi raccolti nel volume, pensa ce ne sono davvero tanti, adesso non li ho contati, ma saranno una ventina? Quindicina, sì? Sì, ecco. Sì, una ventina. Insieme con l'amico Giuliano Lamartina, che ha curato con me il volume, abbiamo chiamato a raccolta un po' di amici scrittori, chi lo fa di professione, chi lo fa per diletto, tutti molto in gamba, che hanno appunto declinato questo tema del riso secondo il loro estero. Sì. Non so, Manuela Sain Colombo per esempio ha parlato di racconto su un chicco di riso e nella parabola della sua famiglia, cioè la nonna Mondina che attraverso questo ramoscello di riso vive la sua vita, il suo grande amore, il nonno di Manuela, quindi il riso è testimone di questa sua vita di grande lavoro, la Mondina di grande amore unico della sua vita. Poi c'è Enrico Nissi, per esempio, fiorentino, scrittore, saggista, che ricorda come nel corso della prima guerra mondiale, la grande guerra un secolo fa, il riso fu uno degli elementi di unificazione nazionale dei ragazzi che non si conoscevano, parlavano lingue diverse, però a tavola intorno a un piatto di riso, seppure scondito, seppure bianco, si ritrovavano e cadevano di far parte della stessa comunità nazionale. Sono tanti racconti. Sono tanti. Per cui prima di passare poi all'altro testo, allo stacco musicale, perché direttore dovremmo leggere i racconti del riso? Provocatorio. No, perché io penso che sia sempre importante valorizzare le eccellenze italiane, torniamo alle emergenze in cui siamo ancora immersi. Io penso che l'Italia verrà fuori se saprà valorizzare al meglio le sue cose migliori, di un paese che vive di cultura alimentare, no? La cucina italiana nel mondo, da esportare nel mondo le cose belle e buone, e di turismo, le due cose si tengono assieme, e il riso è uno degli elementi che possono caratterizzarci in questa ripresa, questo ritorno alla vita normale. Allora, Michele, sono le rientrate in trasmissione, non c'è mai una musica parata. Entra nei miei timpani, oltre che entrare nei timpani. Bene, abbiamo parlato, siamo in diretta con il direttore Mauro Mazza, abbiamo parlato di I racconti del riso, volume 1, una bellissima raccolta di storia attorno a questo cereale importantissimo per la nostra cultura culinaria, non solo, e continuo a dirvi che è tutto l'insieme che è bellissimo, soprattutto anche il progetto grafico che è stato curato da Manuela Colombo, che ha reso questa copertina davvero particolarissima. Spero che riusciate a vederlo. Bene, allora direttore, andiamo avanti e parliamo invece adesso di chissà domani, oltre il coronavirus, la vita che verrà. Di cosa si tratta? Si tratta di una raccolta anche questa di saggi, non di racconti, ma di saggi, scritta in piena pandemia, e il titolo scelsi io, sempre d'accordo con l'amico Giuliano Lamartina, con cui siamo una coppia di fatto praticamente. A livello narrativo. Come ci vogliamo bene, il titolo è mio perché ho ripreso la canzone che ascoltava, la ricordate? Chissà, domani. Eravamo nel dubbio, mentre eravamo tentati, ne usciremo migliori, andrà tutto bene. Insomma, eravamo nel dubbio su se e su come e su quando sarebbe finito. E ora chissà domani sembra il dubbio e una speranza, no? Quando metteremo le mani, come sarà. E quindi la filosofia, diciamo, di questo libretto di racconti, di interventi politici, culturali, filosofici, verteva su questo, domandandoci come eravamo ridotti da questa pandemia in attesa e come avremmo potuto uscirne nel modo migliore. Bene. L'alfabeto coronavirus, no? Questo è... Sì, io ho fatto l'alfabeto del coronavirus, però direttore, era un modo per mettere in forma, alfabetica, declinato, diciamo così, certo. Qui assistevamo dal coprifuoco all'invasione dei virologi in tutte le televisioni, tutte le ore del giorno e della notte, dall'invasione del capo del governo nelle prime serate che mi rilasciano di grande apprensione, di grande angoscia. È stato un momento davvero, io spero che non vivremo più, perché a ripensarci oggi, stiamo
ecco, proprio oggi, in un passaggio importante dell'uscita dalla pandemia e del ritorno che vediamo già alla normalità, proprio oggi è ricordare quei momenti, il coprifuoco la sera, non poter stare fuori casa dopo le 10, come in tempo di guerra, è una cosa che francamente mette i brividi soltanto nel ricordo. Quindi ecco, questa raccolta, chissà domani, può essere un documento che da mettere in uno scaffale della propria libreria e dire ecco, abbiamo vissuto anche questa, ma ne siamo usciti. Anche se, direttore, è chiaro, non ne siamo ancora usciti, anche se stiamo rallentando le attenzioni, sì, però... non ne siamo usciti, ma io penso che dobbiamo pensare che sì. stiamo uscendo, altrimenti non si vive più. Bravo. Io ho nostalgia della normalità, posso dire, della noiosa normalità. Sì. Di quella in cui non c'è la grande questione che ci assorbe tutti, ma ci sono tante piccole questioni che sono notizie, che sono avvenimenti, che sono programmare una vacanza, un viaggio, cose che per 2 anni sono mancate, tantissime. Importante però, direttore, e me lo lasci dire da giornalista a giornalista, lei ex direttore del TG2, l'importante è che non passi questo messaggio, cioè la notizia quando poi è sempre quella, stanca e diventa di secondo ordine. Adesso se lei vede anche il telegiornale non è più notizia, la prima notizia la guerra, e la pandemia invece viene quasi messa in coda al TG. Non significa che non dobbiamo più attenzionare o non essere più cauti, giusto? No, è giustissimo questo, però fammi dire una cosa, ero in treno qualche giorno nel regionale, io ho visto una scena di grande violenza verbale. Un ragazzo per qualche secondo, ma non aveva abbassato la mascherina, sotto il naso, e questo signore anziano lo ha invito in un modo violento. Io dico, come siamo ridotti, come questa emergenza ci ha incattivito, altro che reso migliori. Ecco, questo vorrei che invece fosse cancellato, fosse superato in fretta. Questo rapporto di diffidenza, se non dire ancora controsso. Ci siamo incattiviti. Degli effetti collaterali della pandemia che si è incattivato dentro di noi, questo va combattuto, ognuno deve combattere la sua battaglia per tornare a sorridere quando la mascherina sarà abbassata finalmente tra un mese, magari quasi definitivamente. Ecco. Vedere il sorriso del prossimo, questo vorrei che fosse una cosa importante e un obiettivo da raggiungere per ciascuno di noi. Le 2 cose che ci mancano di più, il sorriso e l'abbraccio, perché ci stanno disabituando a queste 2 cose. Sì, ma se noi dobbiamo stare un po' di distanziamento, diciamo, sì. Il sorriso è già importante, anche distanziati ma sorridenti, con gli occhi con le colori. Bene, per cui, ecco, chissà domani è assolutamente interessante da leggere, perché non sono più racconti, ma sono pensieri saggisti, per cui qualcosa di riflessivo e di assolutamente interessante, giusto? Sì, da diversi punti di vista, sì, giornalistico, letterario, filosofico, economico. Bene. Quindi è una bella raccolta. Perfetto, siamo nell'ultima parte di questo suo prezioso intervento e è d'obbligo parlare del premio Città di Verona, che è alla 2ª edizione e lei è il presidente, per cui chi più di lei può raccontarci quanto è significativa e quanto è importante questa bella iniziativa promossa dall'edizione 03 in una città dove si è parlato sempre di cultura, di amore, di quanto altro possibile, ma mancava un premio del genere. No, questo premio nasce dall'incontro tra persone, diciamo così, no? E si deve soprattutto alla determinazione degli editori 03, quindi Giovanni Poliesi e Iniziati Giovanni. Questi 2 amici, diventati amici per tutti gli anni, hanno un dono particolare, no? Hanno una specie di capacità visionaria, cioè nel pieno dell'emergenza, della pandemia che ha colpito tutti i settori, editoria compresa, loro hanno lanciato lo sguardo oltre. Hanno detto immaginiamo il domani già oggi, cominciamo a immaginare come sarà questo domani. E allora abbiamo, perché poi sono stato coinvolto anch'io dall'inizio, abbiamo immaginato questo concorso Città di Verona che delinei un domani e attraverso narrativa, poesia saggistica ce lo faccia vivere già oggi. Lo scorso anno a Vigno, cercando il premio, io dissi questa non è la prima edizione, questa è l'edizione numero 0, perché l'abbiamo voluta con tanta forza e tanta determinazione per farla comunque nel giugno del 2021.
è andata molto bene, però quest'anno ci aspettiamo di più. Quest'anno è la vera prima edizione del prossimo anno, stanno arrivando opere importanti da tutta Italia e speriamo che si possa consolidare, che diventi nel tempo una piccola grande tradizione. E né pandemia, né guerre, né elezioni comunali ci possono fermare, ci possono solo rimandare un pochettino. Esattamente. A proposito del premio e del prezioso contributo del Presidente Mazza. Sì, buongiorno direttore, ci sono anch'io. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per il suo intervento. Sì, parlando di date, la premiazione era stata già comunicata che fosse il 12 di giugno, abbiamo appena scoperto che saremo in una domenica di elezioni, quindi, esatto, quindi comunicheremo al più presto la variazione della data e la data definitiva per la premiazione. Ma comunque cambia poco. Sì, sarà comunque in quelle settimane. Sì, probabilmente la domenica sabato o la domenica successiva. Siamo in comunicazione con la location che ci deve dare la delibera per essere presenti nella data giusta. Per cui direttore, immaginando che non ci sia adesso qui il direttore amministrativo e di tutte le risorse di Edizioni 03, se lei dovesse riassumere l'attività di Edizioni 03, che lo sa bene lei quanto me, quanto è difficile fare gli editori in Italia e non gli stampatori, e quanto è difficile non cercare talenti ma crearli. Guarda, io lo ripeto, sono Enza e Giovanni, sono editori entusiasti, che amano il loro lavoro, lo vivono con passione. Io vedo in loro un modo di fare l'editore in modo artigianale, nel senso migliore del termine artigiano, cioè quello che fa le cose manualmente, che ci si dedica, che le cura. Allora si tenta, ovviamente una piccola frase di dice, si pubblica il meglio nelle migliori condizioni, il meglio al meglio, cioè si valorizza l'opera di chi ha come l'editore 03 ha questa passione per le cose che scrive. E posso dire, un po' di esperienza ce l'ho, che è raro trovare editori che hanno un rapporto con i loro autori, con chi scrive libri per loro e loro li pubblicano, in cui l'autore viene seguito, viene incoraggiato, viene accompagnato, preso per mano, e ti assicuro che è un comportamento che non è abituale degli editori grandi, piccoli e medi, che stanno un merito ulteriore. Accompagna con mano il percorso. Siamo ai saluti, dottor Mazza, poi ci rivediamo presto qui a Verona. Certo. Abbiamo già detto che il primo segnale speranzoso è mostrare il sorriso, ma adesso ci regali un pensiero ad alta voce. Secondo lei come sarà questa, speriamo, immediata ripartenza, dove la pandemia, dove la guerra, dove questi disagi siano soltanto un ricordo, e per riviverli c'è bisogno di testi come Chissà domani e chissà quanti altri testi. Ma io faccio il giornalista, lo faccio il profeta, osservo le cose come ciascuno di noi, quindi non posso prevedere cosa i grandi decideranno per noi o cosa il virus deciderà per sopravvivere, ma senza romperci troppo le scatole. Non è che morirà questo Covid, ma conviverà con noi senza ucciderci più, assomiglierà a una delle tante influenze annuali che siamo abituati, più o meno senza fare troppe tragedie. Però penso che ciascuno di noi abbia un dovere con se stesso e con gli altri, che è vivere ogni giorno come se già queste emergenze fossero, se non passate, in via di superamento. E allora dobbiamo alzarci la mattina pensando che questo è un buon giorno, deve essere un buon giorno, oppure vivere giornata dopo giornata seguendo le cose del mondo, perché non isolandoci dal mondo, guardando i telegiornali, seguendo il show, leggendo i giornali, ma senza farci condizionare più di tanto da quello che accade, perché passerà anche questa. Dobbiamo essere più curiosi e ciascuno per il nostro vivere come se già fosse passato, stia passando. E poi, dicevo prima, sorridere, perché il sorriso, come il virus, più del virus, è tremendamente contagioso e magnificamente contagioso, quindi sorridere alla vita e sorridere al prossimo è un modo per dire ne siamo fuori e stiamo ancora insieme e ce lo raccontiamo. Eccoli qua i due segreti: sorridere di più, per cui allenarci nuovamente al sorriso, io ne ho un altro, e diciamolo anche ne ho un altro. con un libro, esatto. credo che sia fondamentale. fondamentale. Perché leggere cose belle serena, diciamo, quindi
incoraggia il sorriso, anche quello interiore che non si vede ma fa bene. Esatto, era un po' l'idea che mi frullava ascoltandola, direttore, quella che leggere di più ci collega con gli altri, ci dà fiducia, ci dà forza di essere anche insieme a tanti altri che con noi combattono tutti i giorni col sorriso sulle labbra. Ma guarda, scusa, che mi viene in mente per chiudere una bella frase di Umberto Eco, che diceva: chi legge libri vive di più, vive oltre la sua vita anche altre vite, visita i luoghi che ha visto fisicamente ma anche quelli che non ha visto ma di cui ha letto, quindi vivere di più grazie alla lettura. È una cosa non banale, ma si chiama la lettura, stiamo parlando, e chi ci ascolta capisce cosa diceva Eco e cosa noi ripetiamo oggi. O la giriamo, fa vivere meglio e di più. O leggere aiuta a vivere. Grande direttore, grazie. Enza. Grazie direttore. Bene. Grazie anche da parte nostra, grazie anche da parte delle buone vibrazioni di Rete 2000, in collegamento con lei, in collegamento con l'edizione 03. Buona giornata a Mauro Mazza che è stato con noi per raccontare dei suoi scritti e del suo impegno. Poi lo ritroveremo a Verona con l'edizione 03 fra qualche tempo, no? E ci metteremo di nuovo in collegamento con Mauro Mazza e con le buone vibrazioni che ci ha dato stamattina. Perché porsi col sorriso, porsi in collegamento col mondo dei libri, di chi scrive, di chi manda buone vibrazioni è anche un po' la nostra missione di Mike e mia. Ragazzi, come siamo con i tempi, il nostro regista preferito che mi dice? Guarda. Intanto andiamo avanti con questo po' di musica, dopo chiudiamo con la sigla. Musica. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.